salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono, il mio scudo protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce visione che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, vivere amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno, buongiorno a tutti, gloria a Dio,
Che meraviglia poter essere qui con voi stamattina. Vorrei salutare a tutti nella pace del Signore, che Dio vi benedica. Un privilégio molto grande poter essere qui con voi, adorando e benedicendo il nome santo di Gesù. Che bello essere con voi un giorno in più. Oggi giovedì 24 ottobre, una gioia molto grande. Stiamo già finendo il mese di ottobre e fra un pochino saremo alla fine, saremo già a novembre, e ringraziando Dio perché fino qui Lui ci ha aiutato. Stiamo finendo il 10º mese, stiamo camminando per la fine di quest'anno e tante cose belle il Signore ha fatto per noi, no? A volte noi pensiamo che i nostri combattimenti, i problemi non finiscono, sembrano che non ha una fine, non c'è una fine, pensiamo così, no? Magari la nostra situazione è la stessa, io sto finendo l'anno così, uguale come ho iniziato, niente è cambiato. Ma io vorrei dirti una cosa: un giorno per Dio è come 1000 anni, ma 1000 anni è anche come un giorno. Tu puoi oggi, tu puoi trovarti oggi in questa condizione dicendo: ma non so di niente, non so cosa faccio, non so come sarà. Ma domani tu puoi svegliarsi con un'altra notizia, perché Dio cambia tutto. Mi ricordavo stamattina mentre venivo qua in chiesa sull'orologio di Acaz. Mentre Giosuè combatteva, il Signore ha fermato l'orologio, ma non l'orologio, perché a volte noi pensiamo, non un orologio come questo. Non era un orologio normale come questo che noi abbiamo o come quello che teniamo a casa, ma quell'orologio era una grande invenzione di quell'epoca, e quindi era un oggetto molto ammirabile, visibile, ma Dio ha fermato quell'orologio per dare vittoria al suo popolo. Il Signore è il Signore del tempo, e il tempo di Dio non è il tempo Cromos, è il tempo Kairos. E questo tempo di Dio, Lui cammina in questa linea, in questa strada del tempo, di là e di qua. Lui è nel passato, Lui è nel presente e sempre sarà. E quindi il Signore che ha fermato quell'orologio per dare vittoria al popolo di Israele è il Signore che è con noi esta mattina, dicendo: io posso cambiare la tua situazione. Noi non possiamo tornare indietro, noi non possiamo fermare il tempo Cromos. Alleluia! Non abbiamo capacità, condizione di fermare il tempo, il Cromos dell'uomo, ma chi ferma l'orologio? A Dio sì. Alleluia! Abbiamo vissuto adesso, poco tempo fa, un tempo dove noi eravamo a casa, chiusi, e non sapevamo se era mattina, se era sera, se era notte, perché non potevamo uscire, e tutti i programmi sono stati cancellati.
Dio sa fermare, fratelli. Alleluia, io sento una grazia di Dio stamattina, perché so che Lui lavora per coloro che aspettano in Lui. Tu sei questa persona che stai aspettando nel Signore? In chi tu stai aspettando? Mentre Josué combatteva, attenzione, Josué non era fermo. Quella battaglia, il Signore fermò il sole, il tramonto, ha detto basta, stai qua. Io farò ritardare l'alba, il tramonto. Io farò ritardare il tempo, io fermo il tempo per dare vittoria. E la vittoria è nostra, nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria al Signore. Questa è la preghiera del mattino. Io sono il pastore Victor Lopes e noi siamo le Sheadamite, Chiese Evangeliche Assemblee di Dio, Arca Missionaria Italiane. Quindi che Dio ti benedica, che Dio possa benedire la tua casa, la tua vita e la tua famiglia, nel nome santo di Gesù. Nel nome santo, allegro canto, fedele sempre. Alleluia. Seguiamo, fratelli, nel nome santo del Signore. Fratelli santi, camminiamo avanti. Gloria a Dio. Vorrei mandare un abbraccio grande ai miei fratelli che ci vedono su YouTube. Che Dio benedica te e la tua casa. Se tu non segui ancora questo canale, AD Arca Missionaria Italia, segui, ti prego di seguire, ti prego di lasciare il tuo mi piace e di condividere questa preghiera con altri fratelli, ok? Vorrei anche condividere con voi il nostro canale di WhatsApp. Abbiamo 351 è il numero 351 360 4320 351 360 4320. Se tu hai una testimonianza, un ringraziamento, una richiesta di preghiera, puoi mandare anche su questo numero un suggerimento, un dubbio. Ecco, siete tutti invitati a memorizzare questo numero, perché è il numero diretto con Sheadamite, ok? Partecipate, coinvolgetevi. Vorrei anche mandare un abbraccio ai fratelli delle basi missionarie. Se tu non conosci le basi missionarie di Sheadamite, segui su Instagram. Abbiamo 3 profili di Instagram, Sheadamite settore 01, che è la provincia di Firenze, Sheadamite settore 02, che è la provincia di Pisa, e Sheadamite settore 03, che è la provincia di Verona. Vorrei mandare un abbraccio ai miei fratelli di tutte queste basi missionarie e ai fratelli che sono in Italia, dal nord al sud. Ricevete il mio abbraccio caldo. Amen. Che Dio vi benedica in nome di Gesù nostro Signore. Vorrei ringraziare ai fratelli anche che stanno fuori Italia, fratelli che stanno fuori Italia, che sono di Svezia, la nostra missionaria Mirella, in Albania, Romania, la missionaria Sorina. Vorrei mandare un abbraccio grande ai fratelli che sono in Spagna, fratello Marco, che Dio benedica, ai fratelli di Svizzera, che Dio benedica, di Germania, di Grecia, di tutto il mondo, tutta Europa, tutti i continenti. Che Dio vi benedica in nome di Gesù nostro Signore. Vorrei ringraziare ai fratelli che mantengono, che contribuiscono, che sostengono la missione. Che Dio benedica tutti i miei fratelli. Tu puoi fare missione in preghiera, tu puoi fare missione partecipando, tu puoi fare missione contribuendo. Noi non possiamo fermare l'opera di Dio.
di qualsiasi modo dobbiamo farla, perché è una causa urgente l'opera di Dio. Il mondo ha bisogno di salvezza, fratelli. E come udiranno se nessuno si dispone a andare? E quelli che vanno, come possano fare l'opera di Dio se altri non pregano, non sostengono? Allora, uniamoci per la missione. Uniamoci per la missione. Vorrei farvi un invito molto speciale, un invito per la conferenza missionaria 2024. Vi invito a partecipare della conferenza missionaria 2024 che stiamo vivendo dall'anno scorso fino a quest'anno, dalla conferenza scorsa fino a questa conferenza. Il tema stiamo vivendo che è tempo di restaurazione, ubbidendo per servire. Vorrei invitarvi alla conclusione dell'anno della campanha missionária è adesso. Stiamo finendo la campanha missionária di 2023-2024 e inizieremo la campanha missionária 2024-2025. Nostro calendário finisce con la Assemblea Generale e la conferenza missionaria. La nostra Assemblea Generale di Sceadamit sarà il 2 novembre a Scandicci. Tutti i fratelli di Sceadamit saranno lì a partecipare con noi della grande Assemblea di Sceadamit 2024, dove si dà l'apertura delle attività del nuovo calendario, che è 2024-2025. Quindi noi finiamo sempre nella conferenza, iniziamo nella conferenza. Quindi preparatevi, perché saremo insieme per la gloria di Dio. Vorrei invitarvi per partecipare di questo tema profondo che parla, abbiamo vissuto questo tema, stiamo vivendo questo tema sulla pelle, restaurazione. E la restaurazione non è una cosa facile. E credo che quest'anno, fratelli, in questa conferenza, l'ultima fase della restaurazione è quando Ezechiele ha profetizzato lo Spirito. E quell'esercito è riempito di Spirito. Amen? E si è messo in piedi di vita. Si è riempito di vita e si è messo in piedi per marciare. Alleluia. Per vivere questo nuovo anno che il Signore ci darà, che il tema del nuovo anno è la gioia del Signore è la nostra forza. E questo nuovo anno è il decennio della missione. E noi saremo a celebrare con molta gioia, perché gioia per servire, la gioia per annunziare la parola, la gioia per insegnare, la gioia per contribuire, la gioia per evangelizzare. Fratelli, noi, se abbiamo questo spirito del Signore, avremo questa gioia. Alleluia. Seguiamo in preghiera. Ricordati che Dio ha parlato stamattina, che Lui ha fermato il tempo. Non so che freno Jesus está dando em uma pessoa hoje. Hoje Jesus está fermando qualcosa que está operando nella tua vita. C'è una forza che è, alleluia, è più forte di te. Alleluia. Josué não poteva fermare il tempo. Quell'orologio non poteva essere fermato. Però esistono cose che sono sopra di noi, che stanno sopra di noi, che vanno oltre le nostre forze e che noi non possiamo fare. Ma il Signore sta parlando stamattina ai nostri cuori. Il Signore sta parlando con noi stamattina dicendo: io fermerò questa forza che tu non puoi fermare.
questa forza che tu dici, Dio, io non ce la faccio. Questa situazione, questa persona, io non ce la faccio, Signore. Non ho niente da fare. Ha oltrepassato le mie forze, le mie condizioni. Non ce la faccio. Il Signore sta parlando. Io sto agendo dove tu non puoi agire. Io sto fermando chi tu non puoi fermare. Non so se è uma enfermidade que Deus está firmando. Aleluia! Glória a Deus! Não sou se Deus está firmando uma autoridade. Não sou se Deus está firmando uma legge. Não sou se Deus está firmando uma azione nel tribunale. Ho ricevuto un messaggio questi giorni di ringraziamento di una persona che segue qua, ha detto, pastore, quella causa è risolta nel tribunale, una causa che non c'era come risolvere, era già, ma Dio ha parlato al cuore di una persona e la persona si è tornata indietro. Alleluia! Noi guardiamo quel mare grande, ma chi pone limiti al mare? Chi lo dice fin qui? E chi lo fa tornare indietro? Quando quelle onde vengono, sembra che porta via tutto, ma c'è un limite che Dio passa così. Dio passa quel limite e dice fin qua. E quel mare forte si tira indietro. Io sento grazia di Dio per parlarvi esta mattina, dicendo che Dio sta facendo questo mare forte tornare indietro. Perché tu non hai più forza, tu non riesci più a combattere, tu non hai come fare, ma la parola del Signore dice: alzo i miei occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Questa situazione che per te è irreversibile, questa forza che viene contro te, che tu non riesci a combattere, il Signore sta dicendo: oggi sono uscito per combattere. Sto fermando lo spirito di morte, riceve vita stamattina. Fermando lo spirito di infermità, riceve vita stamattina. Fermando lo spirito di depressione, di angoscia, di tristezza, riceve vita. Fermando quella situazione familiare, riceve in nome di Gesù stamattina. Dio sta fermando questa situazione familiare tua. Un canto il cor, innalzate, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cor, innalzate, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Alleluia! La mia anima salta dentro di me. Perché, fratelli, io sento la presenza del Signore. Sei tu, Signore, nostro aiuto. Preghiamo, Padre Santo, Dio grande, eterno Signore, magnifico Maestro, stupendo Dio, tu che hai operato nel passato, tu che hai creato i lunari, le stelle, gli astri, i cieli, la terra, gli animali, tu che hai creato l'acqua, il vento, la terra, gli uomini,
tu che hai fatto tutto con la tua parola, siamo qui stamattina davanti a te, Signore grande, e abbiamo questa opportunità di essere qui perché la tua parola dice che Gesù Cristo, tuo figlio, ha fatto pace fra te e noi, fra noi e te. È il ponte che ci unisce e noi siamo in te per causa di Gesù nostro Signore. Perché la parola dice che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Oh Gesù, tu che sei mediatore, tu che sei nostro avvocato, mettiamo davanti a te, Signore Gesù, le nostre richieste. Signore, quando una cosa disturba gli uomini, loro vanno a fare la denuncia alle autorità. Ma noi stamattina siamo al tribunale di Dio. Siamo seduti nella sedia, nel tavolo dell'autorità massima, dell'autorità che comanda tutte le autorità. Quell'autorità che è nel comune che noi non possiamo parlare o che non ci tratta bene, quando parliamo non ci fa caso, dice non si fa, non si può. Quelle autorità che sono in questura, quelle autorità che sono nel tribunale, nel forum, Signore, noi siamo al massimo, al potere massimo, siamo seduti al tavolo del potere massimo. Sei tu la potenza massima dell'universo. Sei tu l'autorità suprema. Qui c'è il tribunale, c'è la corte, c'è il supremo. Tu sei colui che sei sopra di tutte queste autorità. E vorrei stamattina fare una denuncia. E vorrei presentare le nostre denunce. Uno ha una denuncia perché ha un dolore, Signore, vedi questo dolore. Un altro ha una denuncia perché ha un problema a casa familiare, vedi questo figlio, vedi questa moglie, vedi questo marito. Un altro ha un problema fra i fratelli, Signore, vedi quello che mi ha offeso, quello che mi ha fatto così. Un altro ha un problema di lavoro, vedi quello che non mi ha pagato, quelli che doveva dare di più e non mi ha dato. Signore, vedi quella porta che è chiusa. Sono denunce. C'è un altro che ha una denuncia dicendo: Signore, io ho una tristezza, un'angoscia, una inquietudine. Considera tutte queste denunce, Signore. Noi siamo al tribunale di Dio. L'incontro di preghiera è il tribunale di Dio, dove noi facciamo la denuncia e Lui dà la sentenza. E abbiamo bisogno che tu oggi, Signore, si alzi del tuo trono con una sentenza, come il giudice che alla fine di ascoltare tutto quello che loro dicono si alza e dice: la sentenza è questa. Alleluia! Perché tu sei il giusto giudice. E come Davide ha detto, che giudichi il Signore fra me e te. Così ti prego, Signore. Giudica la nostra causa. Perché tu giudica con verità. Tu giudichi, Signore, con precisione, con giustizia. Ma non è la giustizia che noi vogliamo, ma nella giustizia tua, Gesù Cristo giudica con la tua giustizia.
questa causa trabalhista, di lavoro, questa causa familiare, questa causa matrimoniale, questa causa emozionale, questa causa economica, questa causa fraternale, questa causa ministeriale, questa causa familiare fra genitori e figli. Signore, giudica questa causa e poni limiti. Come un giudice mette un limite e dice non si farà questo o si farà così. Signore, poni questo limite. Lavora stamattina per noi, Signore, siamo il tuo popolo, ti prego. Poni limiti a questa diabetes, poni limiti a questo cancro, poni limiti a questa depressione, Signore. Poni limiti, Signore, a questo figlio ribelle, a questo marito, a questa moglie. Oh, tu hai messo un limite a Paolo sulla strada di Damasco. Il forte era per terra, cieco, ma dove sono? Mi portate, non vedo niente. Signore, agisce stamattina, ferma questa fossa che oltrepassa la nostra, che oltrepassa i nostri limiti, che oltrepassa il nostro agio, Signore. Come quel gigante Golia che bestemmiava, che urlava, che sgridava Israele, che sgridava il popolo tuo, ma Davide era lì, ma tu hai fermato quel gigante. Davide è stato il tuo strumento per fermare quel gigante, che nessuno poteva fermarlo. Alza il tuo strumento oggi, Signore. Questo strumento, questo profeta, questa donna. Oh, alleluia! Spirito Santo, rivesti questi uomini, queste donne, rivestili di potenza, di forza, di coraggio. Soffia in questa valle tuo spirito, Signore, perché la tua parola dice e rivivrete. Oh, vento dello Spirito, soffia in queste ossa, in questi corpi, perché rivivano. Alzati oggi in nome di Gesù. Uomo caduto, donna caduta, alzati oggi. Cuore triste, alzati oggi nel Signore, in nome di Gesù. Ti prego, Signore, per ogni causa, per ogni richiesta, per ogni bisogno, per la missione. Ti prego per tutti i fratelli delle basi missionarie, per tutti i pastori d'Italia, di Europa, del mondo, per le chiese. Ti prego, Signore, che tu possa alzare questo esercito, perché noi questo nuovo anno sarà la gioia. E noi viveremo nella tua gioia, gioia per servire, gioia per annunziare, gioia per insegnare, Signore. In nome di Gesù, ti prego. Amen e amen. Alleluia, che benedizione, non fratello? È una benedizione pregare ogni mattina. Io sento la presenza di Gesù nella mia vita. Non so se tu la senti, ma questo tema che stiamo finendo, la restaurazione ci sarà, fratelli.
e il Signore opererà, perché questo esercito vivrà la gioia del Signore. Amen? Vorrei augurarvi una giornata benedetta, un weekend benedetto. Pregate per noi che siamo già in preparazione per nostra conferenza 2024, CM 2024. Conferenza missionaria, C di conferenza, M di missionaria. Conferenza missionaria 2024, CM 2024. Venite 1 e 2 novembre. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli che sono con noi sulla chat di YouTube. Sorella Felizarda, pace, shalom, Dio ti benedica, un abbraccio grande. Sorella Edina, pace nel Signore, gloria a Dio. Un abbraccio grande a te, a Marco, a Giulia. Sorella Milvia, pace nel Signore, che Dio ti benedica. Un abbraccio a tutti. Sorella Nemesis, pace nel Signore, buongiorno, un abbraccio. Fratello Luca di Verona, di Legnago, un abbraccio Luca, che Dio ti benedica. Gloria al Signore. Lasciate il vostro mi piace, condividete questa diretta. Leggiamo un salmo per finire, un salmo della parola di Dio. Salmo 18 oggi. Salmo 18. Ó Signore, mia forza, io ti amerò affettuosamente. Il Signore è la mia rocca, è la mia fortezza e il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe. Io spererò in Lui, il mio scudo e il corno della mia salute, il mio alto ricetto. Io invocai il Signore, a cui si deve ogni lode, e fui salvato da miei nemici. Doglie di morte mi avevano circondato, e torrenti di scellerati mi avevano spaventato. Legami di sepolcro mi avevano intorniato, lacci di morte mi avevano incontrato. Nella mia distretta io invocai il Signore e gridai all'Iddio mio, ed egli udì la mia voce dal suo tempio. E il mio grido pervenne davanti a lui ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò, e i fondamenti dei monti furono smossi e scrollati, perciò che egli era acceso nell'ira. Un fumo gli saliva per le nari ed un fuoco consumante per la bocca. Da lui procedevano braccia accese, ed egli abbassò i cieli e discese, e vi era una caligine sotto ai suoi piedi, e cavalcava sopra cherubini e volava, ed era portato a volo sopra l'ale del vento. Egli aveva poste delle tenebre per suo nascondimento. Egli aveva d'intorno a sé il suo padiglione. Oscurità d'acque, nubi dell'aria, le sue nubi si dileguarono per lo splendore che scoppiava davanti a lui, con gragnola e braccia accese. E il Signore tornò nel cielo, e l'Altissimo diede fuori la sua voce, con gragnola e braccia accese, ed avventò le sue saette, e disperse coloro. Egli lanciò folgori e li mise in rotta, e per lo tuo sgridare, ó Signore, e per lo soffiar del vento delle tue nari, i canali delle acque apparvero, e i fondamenti del mondo furono scoperti. Egli da alto distese la mano e mi prese, e mi trasse fuori di grandi acque.
Egli mi riscosse dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano, perciò che erano più forti di me. Essi erano venuti incontro a me nel giorno della mia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno e mi trasse fuori al largo. Egli mi liberò, perciò che egli mi gradisce. Il Signore mi ha fatta retribuzione secondo la mia giustizia. Egli mi ha renduto secondo la purità delle mie mani, perciò che io ho osservato le vie del Signore e non mi sono impiamente rivolto dall'Iddio mio, perciò che io ho tenute davanti a me tutte le sue leggi e non ho rimossi dinanzi a me i suoi statuti. E sono stato intiero in verso lui e mi sono guardato dalla mia iniquità. E il Signore mi ha renduto secondo la mia giustizia, secondo la purità delle mie mani nel suo cospetto. Tu ti mostri pietoso in verso l'uomo pio, intiero in verso l'uomo intiero. Tu ti mostri puro col puro e procedi ritrosamente col perverso, perciò che tu sei quel che salvi la gente afflitta ed abbassi gli occhi altieri, perciò che tu sei quel che fai risplendere la mia lampada. Il Signore, il Dio mio, illumina le mie tenebre, perciò che per la tua virtù io rompo tutta una schiera, e per la virtù dell'Iddio mio salgo sopra il muro. Alleluia! La via di Dio è intera, la parola del Signore è purgata col fuoco. Egli è lo scudo di tutti coloro che sperano in Lui, perciò che chi è Dio, forché il Signore? E chi è rocca for che l'Iddio nostro? Il Dio è quel che mi cinge di prodezza e che ha appianata la mia via. Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi fa star rito in su i miei alti luoghi. Egli ammaestra le mie mani alla battaglia e con le mie braccia un arco di rame è rotto. Tu mi hai ancora dato lo scudo della tua salvezza e la tua destra mi ha sostenuto e la tua benignità mi ha cresciuto. Tu hai allargato i miei passi sotto di me e le mie calcagna non sono vacillate. Io ho perseguitato i miei nemici e li ho aggiunti e non me ne sono tornato indietro finché non li abbia distrutti. Io li ho rotti e non sono potuti risorgere. Mi sono caduti sotto i piedi e tu mi hai scinto di prodezza per la guerra ed hai abbattuti sotto di me quelli che si levavano contro a me ed hai fatto voltar le spalle ai miei nemici davanti a me. Ed io ho distrutti quelli che mi odiavano. Essi gridarono, ma non vi fu chi li salvasse. Gridarono al Signore, ma egli non rispose loro. Ed io li ho tritati come polvere esposta al vento. Io li ho spazzati via come il fango delle strade. Tu mi hai scampato dalle brighe del popolo. Tu mi hai costituito capo di nazioni. Il popolo che io non conosceva mi è stato sottoposto. Al solo udir degli orecchi si sono ridotti sotto la mia obbedienza. Gli stranieri si sono infinti in verso me. Gli stranieri sono divenuti fiacchi ed hanno tremato di paura fin dentro ai loro ripari. Viva il Signore e benedetta sia la mia rocca e sia esaltato l'Iddio della mia salute, il Dio che mi dà il modo di fare le mie vendette e che mi sottomette i popoli, che mi scampa da miei nemici ed anche mi solleva d'infra quelli che mi assaltano e mi riscuote dall'uomo violento. Perciò, o Signore, io ti celebrerò fra le genti.
e salmeggerò al tuo nome, il quale rende magnifiche le vittorie del suo re ed usa benignità in verso Davide suo unto e in verso la sua progenie in perpetuo. Amen, amen e amen. Che Dio ti benedica. Oggi abbiamo il progetto Non Sei Solo. Vorrei dirvi che martedì e giovedì abbiamo il progetto Non Sei Solo a Firenze, via il Prato 40 Rosso. Inizia alle 10 fino alle 19. Dalle 10 della mattina alle 19 noi siamo con il progetto Non Sei Solo. Abbiamo la distribuzione di alimento dalle 10 a mezzogiorno. Da mezzogiorno alle 14 abbiamo la mensa. Dalle 14 alle 19 abbiamo la classe di italiano per gli stranieri. E dalle 16:30 alle 19 abbiamo la distribuzione di alimento di nuovo. Abbiamo 2 orari di distribuzione del pacco alimentare, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16:30 alle 19, uguale di martedì e giovedì. E di mercoledì abbiamo il progetto Non Sei Solo nella base di Scandici, via San Giusto, numero 2, Firenze, a Torre Galli, dalle 9 alle 14. Abbiamo dalle mezzogiorno alle 14 la mensa e dalle 9 a mezzogiorno la distribuzione di alimento, pacco alimentare e di vestiti. Ok? Quindi siete invitati a partecipare, a fare volontariato. Venite a servire il Signore, fratelli, nel progetto Non Sei Solo. Io ho voglia di servire. Cerca il missionario della tua base, così noi possiamo organizzarci, fare una squadra per servire il Signore con gioia. Che Dio vi benedica, che la grazia del Signore nostro Dio, l'amore di Dio nostro eterno Padre e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti noi, oggi e per sempre. Amen. Buona giornata nella presenza del Signore. Lascia tu mi piace, non dimenticare.